Le macerie del dopoguerra, ma senza nessuna spinta politica e morale. È il Veneto delle imprese che soffre, pronto a lanciare l'ennesimo disperato appello dalla convention della piccola industria di Torino ormai alle porte, a denunciare i numeri di una crisi epocale. Nel 2012 1502 crisi aziendali, 4 al giorno, 36.000 lavoratori licenziati, 10.000 negli ultimi 3 mesi. Più che dati, un bollettino di guerra perché la crisi colpisce duro e anche dove non te lo aspetti. Ormai il settore economico e le industrie sono allo stremo e quello che mi preoccupa è che anche le aziende sane oggi cominciano a soffrire questi gap di competitività che abbiamo dovuti a una tassazione che ha raggiunto il 63% reale. E l'elenco sarebbe lungo: energia, oneri finanziari, cuneo fiscale tra i più cari d'Europa, per non parlare della burocrazia. Finito il tempo delle liste della spesa, serve il fare. Oggi di gente che dice e che fa la lista di tutto quello che non va ce n'è tantissima, però c'è gente che dice, associazioni che dicono quello che non va e fanno delle proposte concrete, non ce ne sono tante. Il tempo massimo sta per scadere, siamo quasi oltre i calci di rigore, insomma, se non c'è un governo subito, il destino per le aziende è segnato. Vogliamo alzare la voce, vogliamo far capire a che livello siamo arrivati e soprattutto vogliamo trasmettere qual è il livello di pericolo e vogliamo dire basta, vogliamo una svolta. Questa politica non ci merita, non merita queste aziende. Il rispetto delle imprese e dei suoi lavoratori, il rispetto dei cittadini, il rispetto delle famiglie, tutti ormai oggi allo stremo, dovrebbe imporre, almeno in un momento così, a questa classe politica una responsabilità di trovare un governo delle emergenze.